timing con gli europei di calcio. Ci sarà per forza di cose un liberi tutti, è necessario iniziare a programmare le aperture. Vaccini, dice, faccio il tifo per Johnson & Johnson con una dose, milioni di vaccinati. Caccia agli introvabili dei vaccini, appello del Presidente a nipoti perché registrino i nonni nel portale e i sindaci che andranno a casa per casa di chi non ha risposto alla chiamata. Parla l'ex ricercatore dell'ufficio dell'OMS di Venezia, autore del rapporto che un anno fa fu pubblicato e subito rimosso, un documento che definiva caotica e improvvisata la gestione dell'emergenza Covid in Italia. 28enne chiede al passeggero troppo vicino e senza mascherina di mantenere il distanziamento, viene presa a pugni sul tram, l'aggressore fugge poco dopo. Ai primi di maggio apre il tratto di Superstrada Pedemontana Veneta da Bassano a Montebelluno. All'annuncio di Zaia domani verrà completato lo scavo della galleria nord di Malo da Vallelunga in direzione Treviso. Dalle 8.000 persone che lavorano negli aeroporti veneti, circa 2.000 rischiano di perdere il posto a causa del Covid. Oggi la manifestazione regionale. Non si placano le polemiche per la liceale veronese bendata durante un'interrogazione in DAD dopo le segnalazioni di altri casi in Veneto. Domani un flash mob davanti all'ufficio scolastico regionale. Ben ritrovati, buonasera, edizione regionale dei nostri notiziari. L'11 giugno prossimo ci saranno gli europei, ne ha parlato oggi il presidente Luca Zaia nel corso del suo consueto punto stampa. In quella data probabilmente ha previsto un liberi tutti, allora anche il Veneto si deve organizzare. Già da aprile è necessario iniziare a parlare e riprogrammare le aperture, poi anche un passaggio su Johnson & Johnson. Io penso che con aprile, da quello che stiamo immaginando noi, comunque qualcosa deve cambiare. La ripresa e il timing delle riaperture non può che partire dai dati. 1081 positivi oggi in Veneto, che però sono il 2,67% sui tamponi effettuati. Il virus inizia a frenare. I positivi calano, 63 pazienti Covid in meno ricoverati. Parte da qui la riflessione del Veneto, che parla di trend buono e cita a titolo esemplificativo la data dell'11 giugno fissata per l'avvio degli europei. Ora è tempo di parlare di come pianificare la convivenza con il virus. Per liberi tutti, allora c'entrano 20.000 persone all'Olimpico, immagino che l'11 giugno sia la parte finale della liberazione. Abbiamo 60 giorni, 60 giorni più o meno, no? Più vaccinati uguale a più garanzie per le aperture è l'equazione che sottenderà tutti i ragionamenti del governo. Il Veneto è capofila per la stesura delle linee guida che le regioni proporranno a Roma. E così anche il Veneto punta a chiudere in settimana la vaccinazione agli over 80, scenderanno in campo anche i sindaci. A chi ha più di 80 anni dico questo: in queste ore cercate di stare attenti alla comunicazione, perché se non vi è arrivata una lettera, se non vi è arrivato un messaggio, se non vi è arrivata una forma di comunicazione o se non siete riusciti a prenotare, l'appello anche ai nipoti e ai familiari, tentate di interpellare i siti delle vostre ULSS. Dopodiché vi dico, ringrazio i sindaci che si sono messi a disposizione, perché alcuni non rispondono. Un piccolo esercito di irreperibili, la regione andrà ad intercettare anche questi. Per gli accompagnatori, voglio essere chiaro, oggi c'è una riunione a livello nazionale per decidere un po' le modalità. Per gli over 70 dalla prossima settimana ci sarà la possibilità della doppia prenotazione anche per gli accompagnatori. La regione ha bisogno di sapere con certezza quanti si presenteranno, perché la disposizione di vaccini è scarsa. Oggi sono arrivate 126.000 dosi di Pfizer, che sono briciole. Ecco perché la posizione del Veneto di Luca Zaia sul caso Johnson & Johnson è questa. Io veramente tifo perché funzioni fino in fondo. Non vi nego che sto facendo fare un lavoro per dire, Luca Zaia, classe 68, tu riceverai una chiamata questo mese. Vogliamo dare una certezza ai veneti. E sempre nel punto stampa, oggi il Presidente ha annunciato anche che MSC ha confermato le crociere su Venezia. È un bel segnale di ripresa, si parte con 2 navi. È ovvio, ha aggiunto Zaia, che c'è il tema della viabilità acquea da risolvere. Dobbiamo portare fuori le navi dal bacino di San Marco e dal canale della Giudecca. Nell'ultimo comitato si è deciso che dovranno passare per Canale dei Petroli e arrivare a Marghera. Finché non sarà approntato l'ormeggio a Marghera continueranno con la viabilità ordinaria, ma il cambio è imminente. Le prime 2 navi di MSC previste da Venezia saranno la MSC Sinfonia in partenza il 1° maggio per una crociera di 7 giorni nel Mediterraneo, la MSC Poesia sempre con destinazione Mar Mediterraneo che partirà il 2 di maggio.
Parla Francesco Zambon, ex ricercatore dell'ufficio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di Venezia, autore insieme al suo gruppo del rapporto che un anno fa fu pubblicato e poi subito rimosso dalla stessa OMS, un documento che definiva caotica e improvvisata la gestione dell'emergenza Covid in Italia proprio nelle fasi cruciali, nel quale parlava anche del mancato aggiornamento del piano pandemico del 2006. Dopo la polemica di questi giorni con Ranieri Guerra, il direttore vicario dell'OMS, ora indagato dalla Procura di Bergamo per falsa testimonianza, Zambon, intervistato da Ferdinando Avarino, attacca e dice: l'OMS non è indipendente. Vi facciamo sentire la prima parte dell'intervista. Questa cospirazione che coinvolge Brusaferro, il capo di gabinetto di Speranza, Tedros, io del coinvolgimento dell'OMS potevo certamente sospettarlo, ma non ne avevo certamente prova, non lo sapevo. Lei parla di cospirazione, non è una cosa da poco, no? Cioè, cosa vuol dire? Che quindi tutti sapevano di questo piano che avrebbe un po' smontato la narrativa che si faceva dell'Italia, la narrazione che si faceva dell'Italia grande prima ad affrontare il virus, insomma, quindi, e che aveva infastidito anche il ministro Speranza. Ma da queste chat sembra che abbia infastidito il ministero almeno, perché il ministro Speranza sì, sembra che sapesse, cioè dalle chat insomma non è proprio chiarissimo. Il motivo del fatto di essere infastiditi francamente non mi è molto chiaro, perché il rapporto dell'OMS era un rapporto narrativo che descriveva quello che è successo nella prima fase, e chiaramente l'Italia, essendo la prima ad aver risposto al Covid, ci sono state delle criticità, ma ci sono anche state delle cose che hanno funzionato molto bene e che potevano essere da esempio dagli altri paesi. Quindi adesso viene visto come un rapporto e viene anche strumentalizzato come un rapporto critico nei confronti del governo, ma non era fatto così quando è uscito un anno fa. Io non ho mai ricevuto nessuna comunicazione relativamente a delle inesattezze del rapporto dell'OMS. Io sono venuto a conoscenza che ci fossero degli errori, ma appunto non saprei dire quali, soltanto 7 mesi dopo, quando è venuto fuori diciamo un po' il putiferio, e lì dopo 7 mesi hanno pensato di dire che c'erano degli errori. Beh, se ci fossero stati degli errori si sarebbero ben potuti correggere subito e rimetterlo online, quindi chiaramente questo non è il motivo del ritiro. Sui motivi effettivi del ritiro, io all'inizio pensavo che fosse dovuto a un conflitto di interessi di Ranieri Guerra per il discorso del piano pandemico, e sicuramente questa è una delle origini, però alla luce delle chat che sono emerse dalla magistratura direi che si sommano ben altri fattori. Credo che il piano pandemico su questa storia ormai c'entri davvero poco, e anche i contenuti del rapporto fondamentalmente c'entrano poco. Penso che la questione qui sia proprio sul fatto che l'OMS non è in grado di uscire con un rapporto narrativo che non era neanche una valutazione della risposta, ma una narrazione della risposta Covid italiana, che sarebbe potuta essere utile ad altri, in maniera indipendente. Ecco, qui bisogna farsi delle domande. Alla luce di queste chat l'OMS deve interrogarsi: allora quali sono le dinamiche che governano l'organizzazione? Certamente non quelle dell'indipendenza e della trasparenza. Avviato il primo studio condotto in Veneto dall'ULSS 4 per scoprire i fattori di insorgenza del Covid-19. Vediamo. È il primo studio condotto in Veneto sui fattori che favoriscono l'insorgenza del Covid-19. L'analisi, avviata su tutti i malati ricoverati Covid-19 da inizio pandemia ad oggi nella ULSS 4 del Veneto orientale, per capire se esiste una correlazione tra il contagio e le patologie pregresse, ma anche se esiste una relazione tra contagio e i farmaci assunti prima della comparsa del virus. Possono essere le condizioni patologiche che hanno i pazienti a livello territoriale, quindi scompenso cardiaco, fibrillazione, diabete, asma, broncopatie, malattie tumorali. Ci possono essere anche dei trattamenti farmacologici che favoriscono l'insorgenza del Covid. Lo studio condotto sulla comparazione delle cartelle cliniche di 1000 persone malati Covid con altrettante di persone prive di qualsivoglia sintomo. Ed è necessario studiare ed integrare studi che già ci sono, ma bisogna
regionalizzare il dato, perché molti studi sono di origine cinese, di estrazione cinese o americana, ma mancano dei grossi studi con molta forza statistica all'interno del nostro territorio. La ricerca veneta compara anche qual è il nostro stile di vita abituale, con particolare attenzione al consumo di alcol, fumo, allo svolgimento di attività fisica e il gruppo sanguigno di appartenenza, studi clinici da cui emerge un dato molto interessante. Che i gruppi sanguigni A e B possono favorire l'insorgenza del virus, mentre il gruppo 0 in realtà hanno meno accessi ai ricoveri per Covid. Quindi ecco un dato interessante che questo da scoprire, perché questo tipo di fenomeno sicuramente è nazionale, quindi c'è una mappatura dei gruppi sanguigni a livello territoriale e cerchiamo di confrontarci e vedere se ci sono dati statisticamente diversi. La ricerca condotta dal team aziendale coordinato dal direttore dell'unità farmacia ospedaliera con i dipartimenti di prevenzione, terapie intensive e malattie infettive, sempre del Veneto orientale. In 3 mesi dovremo raccogliere tutte quante queste schede, e ricordo sono 1000 pazienti, quindi 1000 cartelle cliniche, quindi sono parecchie, e quindi nel giro di 4-5 mesi dovremo avere già i primi dati da poter pubblicare. Stai lontano, devi rispettare le distanze, una frase che ha fatto scatenare la furia di un giovane tunisino su un tram diretto a Ponte Vigo d'Arzere. Il giovane invitato dalla giovane 28enne moldava ad allontanarsi perché si era seduto proprio accanto a lei, le ha sferrato un pugno e poi è scappato. La donna ha contattato il 113, la polizia in base alla descrizione fornita ha rintracciato lo straniero in via Dupré, lo ha accompagnato in questura per l'identificazione. Si tratta di un minorenne ed è stato denunciato. Da Padova a Vicenza, una tragedia sul lavoro alla Ferroberica, 68enne travolto da un muletto è deceduto. Tragico infortunio sul lavoro nel pomeriggio alla Ferroberica di Via dell'Edilizia a Vicenza. A perdere la vita un 60enne di origini slave, autotrasportatore della ditta Scapin Federico di Altivilla Vicentina. Secondo le prime informazioni l'uomo sarebbe stato travolto da un sollevatore telescopico nel piazzale esterno davanti all'azienda. Immediatamente scattato l'allarme, sul posto sono giunti i sanitari del SUEM, lo Spisal e la polizia. Purtroppo per il 60enne, nonostante i tentativi di soccorso, non c'è stato nulla da fare. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso indagini. Da Bassano a Montebelluna ai primi di maggio aprirà questo nuovo tratto della superstrada pedemontana veneta, l'annuncio oggi del presidente Luca Zaia. I primi di maggio apriamo da Bassano Ovest a Montebelluna, 35 km. E vi annuncio anche che se oggi qualcuno, ma non lo farà nessuno perché non potete, ma virtualmente uno di noi decidesse di entrare in auto, arriva fino a Treviso, perché ormai il sedime c'è tutto. Quindi noi confermiamo le aperture che avevamo detto. Dai primi giorni di maggio, dunque, gli automobilisti potranno usufruire della superstrada pedemontana veneta anche nel tratto Bassano Ovest Montebelluna. I lavori di costruzione della grande infrastruttura iniziati, lo ricordiamo, nel 2011, proseguono anche se con qualche intoppo dovuto nell'ultimo periodo all'emergenza Covid e allo slittamento nelle forniture di materiali. Ora sono pronti altri 35 chilometri dei 94 totali dell'opera. Mancano gli ultimi dettagli tecnici, le verifiche, i collaudi finali e poi saranno finalmente spostati anche questi blocchi di cemento che attualmente sbarrano il passaggio ai veicoli verso il Trevigiano. Sentite, noi lo dicevamo, nel 2021 si apre la pedemontana, ci sarà il problema dei 6 km della Galleria di Malo, questa sono 6 km. Pedemontana è la più grande opera oggi in cantiere in Italia, 2 miliardi 258 milioni di opere. E a proposito della Galleria di Malo, giovedì mattina verrà completato lo scavo della Galleria Nord da Vallugana in direzione Treviso, che pone fine anche ai disagi dei cittadini per rumori e vibrazioni. Della galleria rimane da ultimare lo scavo della parte di Castelgomberto, 790 metri nella canna nord, 1190 nella canna sud. A Mestre, in piazza Ferretto, ora per la manifestazione regionale dei lavoratori dell'aeroporto, degli 8.000 almeno 2.000 rischiano di perdere il posto di lavoro a causa dell'emergenza Covid.
Il quasi azzeramento dei voli provocato dalla pandemia ha praticamente raso al suolo il loro settore. I lavoratori degli aeroporti veneti hanno manifestato in piazza Ferretto a Mestre. Sono impiegati al Marco Polo di Venezia, al Catullo di Verona e al Canova di Treviso nelle mansioni più varie e con inquadramenti contrattuali diversi. Ma se il blocco dei licenziamenti non venisse prorogato, il 20-30% di loro rischia di perdere il posto. Sugli 8.000 stimati dei 3 aeroporti, un buon 2.000 persone. Quali mansioni? Di tutte. Tutte, dallo scarico e carico bagagli al check-in, alle pulizie, a autonoleggi, controlli di sicurezza, siamo tutti interessati. Alberto lavora allo smistamento bagagli al Marco Polo di Venezia, un aeroporto che con la pandemia ha perso il 75% dei voli. Abbiamo fatto 12 mesi di cassa integrazione straordinaria e adesso siamo passati alla cassa integrazione per Covid, quella in deroga. Ci sono più di 400 dipendenti in cassa integrazione ormai da un anno e soprattutto non si vede luce in fondo al tunnel. Elena lavora part-time al check-in dell'aeroporto Canova di Treviso. Il lavoro è dignità. Io in quest'ultimo anno e un mese mi sento abbandonata a me stessa e ho perso la mia dignità di lavoratrice e di persona. La crisi colpisce tutti, anche gli addetti alla sicurezza. In una fase di cassa integrazione i lavoratori della security non percepiscono il fondo volo, l'integrazione, quindi stanno a 710 euro a mese. Tra le richieste l'attivazione di un tavolo di crisi permanente, investimenti e sostegno al settore e ammortizzatori regionali anche per coloro che ne sono stati finora esclusi. A Verona, con il caso della liceale bendata in DAD durante un'interrogazione, non si placano le polemiche. Domani un flash mob della rete degli studenti medi davanti all'ufficio scolastico regionale del Veneto. Un flash mob statico, tutti bendati, come è accaduto alla studentessa di Verona, per denunciare quelli che definiscono episodi di umiliazione durante le interrogazioni e le verifiche in didattica a distanza. La rete degli studenti medi del Veneto manifesterà davanti alla sede dell'ufficio scolastico regionale in via Forte Marghera a Mestre perché venga ripensato l'intero sistema scuola che, affermano, durante la DAD ha reso manifeste a tutti le sue carenze strutturali. Secondo la rete degli studenti medi del Veneto, il caso di Verona non è isolato e i ragazzi annunciano che renderanno noti i diversi messaggi che sono arrivati da studentesse e studenti di tutte le province venete. L'ufficio scolastico regionale ha comunque già avviato accertamenti su quanto accaduto nel liceo veronese, dove peraltro alcuni genitori hanno manifestato solidarietà alla docente coinvolta, sostenendo che la scelta per le interrogazioni era concordata. La vicenda intanto continua a far discutere e si inquadra nel tema più ampio di come sia stata organizzata la scuola ai tempi del coronavirus. La farsa deriva dalla situazione in cui viviamo e qualcuno è così deficiente da inventarsi situazioni di questo genere all'interno del dramma che stiamo attraversando. Direi che non vale la pena neanche parlarne. Ma senta, ma è necessario ricorrere a questi mezzi per valutare un ragazzo? Ma è evidente che no, ma sono stupidaggini, ma c'è sempre il cretino, quindi lasciamo perdere. Alta stagione dopo la Pasqua, nelle terme, secondo anno di crisi a causa del coronavirus, ancora tante le attività chiuse. La grande tristezza nel cuore turistico di Abano, il Gran Viale delle Terme, l'area pedonale, chi passeggia con il cane, chi si ritrova sulle panchine rigorosamente distanziato a parlare con gli amici. Turisti non ce ne sono e pensare che questo periodo tra Pasqua e i tradizionali ponti di primavera è alta stagione per i colli. Istantanee dell'emergenza sanitaria con i bar con le sedie accatastate, negozi chiusi e sfitti e locali che hanno deciso di attendere tempi migliori e non riapriranno prima di maggio, confidando in un nuovo decreto del governo. A dire il vero, a Pasqua una quindicina di strutture di Abano erano aperte, le cure termali sono possibili e la clientela si è potuta muovere anche da altre regioni. Un lavoro a metà, ma pur sempre lavoro. Dei 2 milioni di ospiti che ogni anno registra la città, 6 su 10 sono italiani. La mobilità tra regioni, che si auspica possa essere ripristinata in vista dell'estate, è la grande sfida e la grande speranza. E la città infatti sta puntando tutto sul ponte del 2 giugno con un evento diffuso dedicato allo yoga Abano Zen che tutti si augurano possa essere un nuovo inizio.
Secondo intervento dell'API, la squadra di pronto intervento dei Carabinieri di Padova, che ha fatto irruzione in una casa a Solesino dove un uomo si è barricato insieme alla mamma di 87 anni ammalata. Barricato in casa insieme alla madre anziana, impediva ai medici di effettuare i controlli consueti a domicilio. Un 60enne di Solesino martedì pomeriggio è rimasto per ore chiuso nell'abitazione, mentre dall'esterno i carabinieri, allertati dal personale sanitario, cercavano di convincerlo ad uscire. Una storia molto simile a quella accaduta una settimana fa a Santa Giustina in Colle, dove un uomo è rimasto barricato in casa per 36 ore rifiutando un TSO. Anche in questo caso l'intervento delle API, la squadra di pronto soccorso dei Carabinieri, ha impedito che la situazione degenerasse. Eccoli in azione mentre sfondano la finestra del primo piano dell'abitazione dopo aver distratto il 60enne all'interno. L'intervento è stato necessario perché dopo ore di negoziazione si temeva che l'anziana madre potesse essere in difficoltà. L'uomo infatti da giorni teneva chiusa in casa la donna 87enne senza consentire le cure mediche. Il 60enne alla vista dei Carabinieri si è arreso senza opporre resistenza. È stato disposto per lui il trattamento sanitario obbligatorio a Schiavonia, mentre la madre, ancora impaurita, è stata portata in ospedale ad Abano Terme per accertamenti. Una storia che arriva da Abano Terme. Una donna di 83 anni ha chiesto aiuto al comune perché un suo vicino di casa di 100 anni non riusciva a prenotarsi per le vaccinazioni anti-Covid. C'era una volta l'amicizia che nasce tra vicini, entrambi soli diventati vecchi insieme. C'è una storia che arriva da Abano Terme e ti permette di toccare con mano quella solidarietà che il coronavirus, tra tante sofferenze, ci ha regalato. Ed è così che in comune, pochi giorni fa, è arrivata la telefonata di una cittadina che chiedeva aiuto per il suo vicino che non riusciva a prenotare il vaccino sul portale della regione. Alla richiesta dei dati, ecco la risposta. Io ho 83 anni, ecco, il suo vicino di casa e dice è del 1922, quindi il prossimo anno avrà 100 anni e vuole assolutamente vaccinarsi. A questo punto è evidente che ci ha fatto anche un po' di tenerezza, perché vedere due persone che vivono da sole aiutarsi e cercare in tutti i modi di vaccinarsi vuol dire anche una grande voglia di vivere che ci viene trasmessa soprattutto, ed è questo il bel rapporto che siamo riusciti a instaurare e che ci lascia anche tanta speranza per il futuro. Ad Abano il comune ha messo a disposizione un numero di telefono per le prenotazioni dei vaccini per le persone anziane e sole, già una quarantina quelle aiutate. L'uomo che ha chiesto aiuto grazie alla vicina è stato anche accompagnato in fiera a Padova perché non aveva mezzi e la prima dose l'ha fatta martedì. Voglia di vivere, solidarietà e istituzioni che riescono a sostenere la solitudine. Ho scoperto in questo anno molta solidarietà, molto volontariato, molte associazioni e persone che hanno messo il loro tempo a disposizione di chi vive da solo, di chi ha più difficoltà, e riscoprire questo senso civico di cittadinanza attiva è una scoperta di un tesoro. Fiero il sindaco dei suoi cittadini, dei due anziani che hanno chiesto aiuto, di chi ha risposto all'appello, accorgersi dei bisogni dell'altro, un piccolo gesto che migliora l'esistenza di ognuno di noi. E questo era il nostro ultimo servizio, grazie per essere stati in nostra compagnia. Dopo di noi le previsioni del tempo. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Sull'Italia prevale una circolazione a tratti instabile. Al nord-est tempo generalmente buono, ma non si escludono dei disturbi. Vediamo insieme il dettaglio di giovedì 15 aprile. Sul Veneto avremo un contesto per lo più asciutto e soleggiato, tuttavia saranno possibili degli annuvolamenti con locali acquazzoni sulle aree montane e pedemontane, in locale estensione anche alle pianure limitrofe. Temperature stazionarie minime tra 2 e 7 gradi, valori massimi compresi invece tra i 10 e i 13 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui bel tempo, qualche piovasco al pomeriggio in corrispondenza dei rilievi. Temperature minime tra lo 0 e i 5 gradi, massime fino a 11-13 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, ampio soleggiamento, ma anche in questo caso saranno possibili dei rovesci. Temperature minime intorno a -2 gradi, massime fino a 11 gradi all'incirca.
Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.